Mister Salvatore Colantuono, tecnico della formazione appunto del Parma, che ha violato il Moreno Gubbiotti quest'oggi. Una partita contenuti tecnici non moltissimi, però molto combattuta, molto sul piano fisico anche. È una partita tosta, quando vieni a giocare qui a Terni contro una squadra così forte, così fisica, così rocciosa, sai che devi fare anche questo tipo di partita. Poi abbiamo avuto delle ottime occasioni, quindi tutto sommato diciamo che il risultato poi poteva essere legittimato, perché il primo tempo Masu a porta vuota ha calciato sul portiere, abbiamo preso una traversa con Williams, il secondo tempo Sofia Cunguli ha calciato a botta sicura col salvataggio di Pacioni, e Gago sul contropiede poteva fare 2-0 nei minuti finali, anche lì ha sbagliato clamorosamente, quindi diciamo che delle occasioni nitide noi le abbiamo avute durante la partita, però in effetti, come ha detto lei, spesso c'è stato un po' di confusione, un po' di battaglia in mezzo al campo che ha tolto un pochino di spettacolo alla partita, ma quando si giocano delle partite così toste bisogna metterle in preventivo, e quindi complimenti ad entrambe le squadre, ma in questo caso un complimento in più alla mia che è riuscita a violare questo campo che quest'anno era ancora imbattuto, e quindi tanto onore alle mie ragazze. Squadra organizzatissima la sua, forte anche fisicamente mi è sembrata. Diciamo, come mai ha accusato questo svantaggio dalle prime della classe, anche se siete rientrati in partita, perché a 52 punti in campionato, insomma. Ma guardi, paradossalmente le 3 partite che abbiamo perso consecutivamente, perché noi abbiamo perso con la Lazio l'ultimo del girone d'andata, poi abbiamo perso a Cesena la prima del girone di ritorno, e addirittura abbiamo perso in casa anche con la Freedom. 3 partite stradominate, perché i dati tattici che ci sono arrivati da Opta, che ci gestisce le partite dal punto di vista tattico, erano dati stradominanti, ma sono state partite stregate, dove avevamo giocato anche forse meglio che oggi, ma non siamo riusciti a raccogliere la vittoria meritata, e quindi in questo campionato gli errori li paghi, e adesso niente, dobbiamo rincorrere, dobbiamo vedere se questa rincorsa porterà i suoi frutti, ma stiamo giocando un bel campionato. La Lazio è una squadra fortissima, la Ternana è una squadra forte, Cesena sta facendo un campionato clamoroso, noi comunque ci siamo, dietro di noi ci sono Chievo e Verona, le 2 veronesi, che sono 2 squadre molto organizzate, molto forti, quindi un bel campionato quello di Serie B. Senta, come ha visto quel presunto fallo non si sa se sulla linea, all'interno o all'esterno dell'area di rigore? Ma sinceramente ero un pochino lontano, quindi non riesco a giudicare bene. Sembrava fuori aria, ma dico, poi dopo lo andremo a rivedere, ma con gli arbitri c'è poco da fare, una volta che hanno preso una decisione è quella, bisogna rispettarla, perché gli errori come li commettiamo noi li possono commettere anche loro, è inutile appellarsi a questi episodi. Noi anche in casa nostra con la Lazio 2 rigori clamorosi a mano aperta, rivisti successivamente, ma anche in diretta, non ci sono stati concessi, e lì può cambiare, perché da una vittoria della Lazio a un pareggio ci passano 3 punti, quindi poteva finire diversamente, ma onestamente sono alibi a cui non mi appiglio. No, ma non è una questione di arbitro, è una questione di valutazione, sì. Assolutamente, non è che lo si faceva per giustificare la sconfitta della Ternana. Come va a finire questo campionato? Si è riaperto un po' tutti i giochi, insomma, tanti scontri diretti, insomma, non finisce qui. No, il campionato lungo, mancano 8 partite, ci sono 24 punti in palio, saranno tutte partite tirate, sudate, quindi chi sarà più bravo alla fine sarà in testa al campionato, si guadagnerà il premio della Serie A. Peccato che solo una riesca ad andare in Serie A, perché probabilmente, per quello che sta esprimendo il vertice del campionato di Serie B, probabilmente, anzi non probabilmente, sicuramente avrei cambiato qualcosa nella formula di Serie A. Avrei premiato almeno 2 formazioni di Serie B, o addirittura 3, con una retrocessione in Serie A per portare la Serie A a 12, che è l'auspicio poi di tutto il calcio femminile italiano. E pensare che nel calcio maschile si parla tanto di riforme che non vengono mai, o perlomeno ancora non sono avvenute, nel calcio femminile non se ne parla nemmeno. No, peccato perché si potrebbe alzare l'entusiasmo, poi queste società che sono in battaglia adesso, Ternana, Lazio, Parma, ma anche lo stesso Cesena,
sono società solide che possono comunque anche affrontare la Serie A in maniera dignitosa, ed è un peccato, alcuni hanno anche il maschile alle spalle, quindi è un peccato che debbano essere un pochino penalizzate, ma speriamo che la FIGC presto ci pensi seriamente. In bocca al lupo, grazie. Credi? Fabio Merillo, prima o poi purtroppo doveva accadere, perdere l'imbattibilità interna contro un avversario comunque ostico e all'altezza della situazione. Poi parliamo magari della Ternana. Sì, beh, un grande avversario, io ho detto a inizio dell'anno, al di là di quello che dice ora la classifica, secondo me Lazio e Parma erano i favoriti del campionato. Hanno costruito degli organici e soprattutto venivano da esperienze che erano superiori alle nostre dal punto di vista della base su cui operare. Quindi sicuramente una squadra forte con tanta fisicità. Noi credo una partita equilibrata che poteva essere sbloccata da un episodio. E il primo tempo abbiamo avuto qualche occasione in più noi, il secondo tempo loro hanno trovato questa giocata e purtroppo non siamo riusciti poi a venirne a capo. È un peccato perché poi partite equilibrate così spostano un po' anche la classifica e il morale, però insomma noi abbiamo perso con loro andata e ritorno, sono le uniche 2 sconfitte che abbiamo avuto, quindi significa che per un girone intero abbiamo fatto tantissimi risultati e la classifica dice che siamo secondi a 3 punti dalla Lazio, sopra il Cesena e sopra di 4 punti al Parma, quindi da là ripartiamo con il prossimo impegno difficile contro il Verona. No, voglio dire, la sconfitta non inficia quello che ha fatto sicuramente la tua squadra nel corso del campionato, il girone d'andata e il girone di ritorno. Purtroppo pesano quelli che sono gli elementi determinanti, no? Quelli che fanno gioco nella tua squadra, immagino, senza togliere nulla a nessuno, però la squadra forse non riesce ad esprimere quel calcio brillante che è proprio per la mancanza di organizza, di coordina. Sì, i giocatrici sono importanti. Noi abbiamo avuto fuori giocatrici che titolari inamovibili, quindi per una mia idea, insomma, poi dopo magari, però avere fuori Fusarpoli in mezzo, Labate, Petrara, che avete visto tutti pochissimi, ma vi assicuro che è una giocatrice di Serie A, e aver avuto Massimino, Massimino è uno dei migliori difensori di Serie B, il miglior talento giovane difensore italiano, nazionale under 23, non gioca dal 26 novembre. E a lungo andare queste cose purtroppo, Massimino ti porta 5-6 gol da palla da fermo, l'anno scorso mi pare ha fatti 7, significa che tu qualcosa perdi, poi sai 5-6 partite, 8, ma quando comincia a essere tanto tempo hai delle difficoltà. Abbiamo provato a cambiare qualcosa, le caratteristiche delle giocatrici sono un pochino diverse, ma al di là di queste poi anche, Sara Tui sono 3 partite che a Roma ha durato un tempo, oggi l'ha rifatta tutta, quella prima, però è un mese che non si allena, che purtroppo tra un problema e l'altro non si è potuto allenare bene e non riesce a dare il solito contributo che per noi è fondamentale, perché a parte che oggi è difficile giocare a palla a perché loro giocando sempre in profondità ti costringono a questa cosa, e quindi tu respingi eppure tu rigiochi palla lunga. E quel poco che riuscivamo a mettere giù, però se ti manca un collegamento importante come anche Sara, poi abbiamo migliorato un pochino perché Fusarpoli quando è quella mezz'ora comunque ti ha dato una fisicità diversa, sposta la squadra, insomma il baricentro della squadra un pochino più avanti, quindi i giocatrici sono importanti, però detto questo insomma
è una partita che catalogo come episodica perché è veramente decisa da una giocata. Poteva capitare a noi come è successo nel primo tempo, abbiamo fallito occasioni, invece è capitato a loro e hanno vinto una partita che forse Calcio di rigore? nel risultato poteva essere sistemato, perché secondo me era più giusto un pareggio, da un rigore che per me è clamoroso, cioè che lui porti fuori aria una punizione così a margine di una partita che non mi è piaciuto come l'ha gestita da nessun punto di vista. Bisogna avere lo stesso metro di giudizio, io non l'ho ravvisato sinceramente, però calcio di rigore netto, cioè portarlo fuori aria siamo a livelli imbarazzanti, però ha scelto così, basta. Vabbè, comunque voglio dire, non c'è da battersi, ancora ci sono tante giocate, partite a giocare, c'è lo scontro diretto, quindi recupererai qualche ragazza. Sì, appunto, noi ecco, oggi recuperiamo Fusar e penso dopo la sosta di recuperare l'Abate, che ormai è addirittura d'arrivo, e per noi già sono due elementi importantissimi. Grazie. Grazie a te.